trovate TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa puntata è dedicata al territorio, ai comuni, praticamente non tutti ovviamente, ma parecchi comuni del nostro territorio, comuni che sono in difficoltà, e poi vi spiegheremo durante questa puntata il perché sono in difficoltà, ovviamente in difficoltà economica. Voi come di consueto da casa potete intervenire mandando messaggi, telefonando, insomma partecipando attivamente a TV7 Match. Inizio a presentare gli ospiti, saluto il professor Ermanno Case, mio compagno di viaggio di questa avventura, di questa trasmissione importante. Grazie professore. Grazie per la compagnia. E questa sera siamo sul territorio, professore. Certo. E dunque sarà una puntata molto interessante. Ora andiamo a conoscere tutti i sindaci che abbiamo, iniziando dal sindaco di Trebaseleghe, Lorenzo Zanon. Buonasera. Signor sindaco. Al sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò. Buonasera al sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson. Buonasera al sindaco donna, e detto all'inizio della tramuta, l'unica donna, però è un piacere averla con noi, Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo. Buonasera Grazie con noi. E un esperto, il presidente dell'Osservatorio Cittadino Contribuente, Nicola Ramundo, che ci racconterà dove tireranno fuori i soldi questi sindaci. Va bene questa sera? Speriamo di riuscire a capire qualcosa di più. Forse lo Stato. Beh, certo, facciamo così. Allora, professore Ermanno Case, comune in difficoltà, patto di stabilità che mette ancora di più in difficoltà questi sindaci, che sono i veri politici o amministratori che lavorano in un'Italia dove lavorano in pochi. Insomma, come poter uscire da questa situazione e se c'è una medicina per poterlo fare, professore? Ma come ogni anno c'è quest'anno questo patto di stabilità che ci porta delle novità, ma direi che è un patto di instabilità piuttosto che di stabilità, perché contiene delle contraddizioni nel sistema. Cioè lo Stato dovrebbe dare ai comuni il denaro che raccoglie e che spetta ai comuni. Da un po' di tempo, anche su suggerimento della Comunità Europea, lo trattiene perché dice che i comuni sperperano. E quindi c'è una grossa quantità, una fetta di denaro, di tasse prelevate e trattenute. Esattamente non si sa dove sono state trattenute, ma ci sono, ammesso che ci siano ancora. Dall'altra parte abbiamo uno Stato che si attiva per raccogliere denaro e passarlo direttamente alle banche, cioè abbiamo una contraddizione nel termine, cioè mentre una volta le banche erano gli esattori dello Stato, adesso lo Stato garantisce un reddito e anche proficuo alle banche, d'accordo naturalmente con la BCE e quindi con Draghi. L'altro aspetto che lo Stato viene meno è quando, pur avendo poche risorse, non attinge a quelle che sono a disposizione. Io sono a conoscenza che ci sono circa 32 miliardi a disposizione della Comunità Europea che possono essere spesi per varie iniziative dei cosiddetti contributi europei che non vengono prelevati, mentre tutti gli altri Stati europei lo fanno. Noi trascuriamo questa sorgente importante di denaro che potrebbe mettere in movimento perlomeno una parte delle attività economiche dell'Italia. Tutto questo naturalmente confluisce in una serie di problematiche, quella dei giovani per esempio, il giovane non ha più certezze del lavoro, quella dei sindaci che non hanno più certezze di avere delle risorse da impiegare direttamente sul territorio, e allora in questa finanziaria avviene che addirittura questa è nei prossimi anni, le prossime, sono previste una serie di tasse, che poi ne parleremo, che serviranno a drenare ulteriore denaro dai cittadini, non per i comuni, ma solo parzialmente per i comuni, perché poi vedremo come verranno impiegate. Ecco, questa è la prospettiva. Io direi che se ci fosse un imprenditore all'interno dell'organizzazione politica dello Stato non si comporterebbe in questa maniera, cioè qualsiasi azienda sarebbe a rischio se il comportamento dell'imprenditore o quantomeno del manager che gestisce l'azienda fosse quella che attualmente viene gestita. Ma non oggi, non ce l'abbiamo con questo governo, ma ormai da circa 15 anni la
organizzazione dello Stato è estremamente carente. Ecco professore, prima di iniziare a parlare con gli ospiti, un'organizzazione dello Stato carente, come diceva giustamente lei, basta guardare l'altro giorno, le faccio una domanda così, l'Inps ha detto non ci saranno più soldi della pensione, poi ci sono, non ci sono, cioè almeno che si parlassero tra di loro prima di dare una notizia pubblica come l'avevano data inizialmente loro, perché la gente è stanca di sentirsi raccontare le storieline, le balle di turno, insomma, e questo è sicuramente un fatto negativo di uno Stato maggiore da Roma che non riesce a dirigere l'Italia come dovrebbe, mentre loro lo sanno fare e lo sanno fare bene. Ma non c'è la certezza della pena in Italia, e questo avviene ricaduta non solo nelle grandi eventi dove bisogna applicare con maggiore rapidità e con maggiore sicurezza la pena, ma anche questo porta anche alla deresponsabilizzazione dei funzionari, che se dicono una cosa o dicono esattamente il contrario dopo 10 minuti, come l'esempio che lei ha citato, è sostanzialmente uguale. Quindi non c'è nessuno che dice tu hai detto due cose contraddittorie, quindi vai a casa, perché o taci o dici quello che è la verità, e perché la vogliamo, abbiamo diritto anche di saperla. Questo ha detto questo e poi ha detto il contrario. Poi così, certo. Mi pare che sia una moda ormai consolidata da qualche decennio. Poi si passano e si rimbalzano le colpe uno con l'altro, vero o no Casso? Invece voi non potete rimbalzare le colpe uno con l'altro, perché i cittadini vengono da voi e chiedono chiarimenti a voi, insomma bisogna che voi date delle risposte alle richieste dei cittadini, e quasi sempre i sindaci lo danno e sono praticamente quelli ben voluti dal popolo italiano, parlo nel mondo della politica ovviamente. Sì, è chiaro, le risposte le chiedono principalmente a noi siamo i primi e spesso unici interlocutori dei nostri cittadini e subiamo pesantemente, vedo il titolo Comuni in manette, subiamo pesantemente le conseguenze di scelte che fatte a livello romano e poi sulla base di decisioni di imposizioni europee ricadono poi sui comuni con risposte che spesso noi non riusciamo a dare. È una situazione di grandissima difficoltà che credo questa sera tutti quanti i colleghi sottolineeranno, una situazione dalla quale è difficile uscire. Le risorse a disposizione, quelle che noi possiamo concretamente spendere, sono davvero poche. Fino a 4-5 anni fa il mio comune riceveva dallo Stato in termini di trasferimenti circa 40 milioni di euro all'anno, io ne ho 5 milioni e 2, quindi una decurtazione pazzesca con conseguenze importanti in termini di servizi che non riesco ad erogare e di richieste che sono sempre più pressanti da parte dei miei concittadini. Quindi è una situazione davvero complicata, rispetto alla quale il patto di stabilità è un qualcosa di assolutamente costringente che mette in difficoltà tutti, ma ci sono tante altre questioni delle quali parleremo senz'altro questa sera. Certo, io faccio l'intermezzo, Salvò, questa sera mi piacerebbe, non so, perché ormai il pianto è continuo da parte di tutti gli amministratori, da parte della politica, mi piacerebbe che voi sindaci questa sera, non dico che possiate dare la luce in fondo al tunnel, perché quella è impossibile, però un po' più di speranze, insomma, che ci sarà qualcosina di diverso almeno nei vostri comuni, perché davvero altrimenti diventa drammatica, ancora più drammatica la situazione di quella che è. Io non so se possa esserci una speranza che parte dai sindaci. Sicuramente i sindaci sono, credo, l'unico elemento di riferimento ormai rimasto per i cittadini. Se io dovessi vedere in questi ultimi, soprattutto in questi ultimi anni, come dire, il rapporto tra tagli nei trasferimenti e quindi anche limiti e vincoli imposti e erogazioni di servizi, mi viene da dire che siamo veramente opposti, nel senso che convinti che questo patto di stabilità, che questa fa riferimento ovviamente alla finanza pubblica, quindi anche alla necessità di tenere sotto controllo il debito pubblico. Se io dovessi guardare quello che sta succedendo a livello di comuni, i comuni sono chiamati oggi non soltanto a garantire l'erogazione di servizi, come è sempre successo, ma addirittura ad aumentare l'erogazione di servizi, perché la crisi che si sta in qualche maniera accentuando in questi ultimi anni si riversa principalmente ovviamente nei confronti degli enti locali. Gli enti locali sono costretti ovviamente ad affrontare la situazione che è sempre e rimane drammatica. Dall'altra parte abbiamo lo Stato che taglia trasferimenti ovviamente ai comuni, mette i comuni nella difficoltà di operare e si permette addirittura di trattare i comuni con, come dire, metri diversi.
A me piacerebbe capire se chi amministra un ente pubblico, sia questo la regione, la provincia, il comune oppure lo Stato, ha gli stessi diritti e ha gli stessi doveri e ha anche le stesse responsabilità. Se un sindaco non riesce a chiudere il bilancio, visto che gli è imposto per legge di approvare di fare i bilanci in pareggio, garantendo ovviamente l'erogazione dei servizi, se ne deve andare a casa e va a casa, e questo lo decide la norma dello Stato. Lo Stato invece, e quindi il Parlamento, può permettersi di approvare le leggi di stabilità e quindi il bilancio dello Stato con il disavanzo, che è circa attorno al 3%, e quindi approva ogni anno il bilancio ovviamente in rosso. Beh, questi ovviamente non rispondono di nulla e non rispondono neanche di fronte ai cittadini. Ecco, credo che anche una, come dire, maggiore attenzione, maggiore responsabilità da parte di chi ovviamente a Roma va a decidere le sorti del paese e anche degli enti locali debba necessariamente No, ma la ragione esserci. per Servano Casa, quando dice beh, lì non paga mai nessuno, tra virgolette non paga, cioè lì possono fare quello che vogliono, tanti vengono riciclati continuamente, sono sempre loro, e non è che diano una mano a voi sindaci, diciamo Roma, non è che dia una mano, dà una mano soprattutto a loro. Già non sto sorridendo, oppure... Sì, sto sorridendo perché noi i romani, tra virgolette, non li vediamo mai. Tutti promettono che poi dopo le elezioni... Anche se sono padovani? Sì, anche se sono padovani. Vale, mi piacerebbe raccontare il comune di Trebasele che organizza da 829 anni una fiera. Bellissima, fra l'altro. Del Musso. La fiera del Musso, bravissimo. E negli ultimi anni i parlamentari non li ho visti, invitati all'inizio di settembre tra l'altro, ma non li ho visti. E quindi vuol dire che... E ho assistito però alle promesse di ciascuno di loro di essere vicini al territorio. Ecco, per cui prima si parlava della difficoltà dei comuni, io sottoscrivo ovviamente tutto quello che è stato detto, ecco. Però è una difficoltà più grande quasi di questa, quella che viviamo, cioè è un sistema che ormai così come è fatto non regge più. Parliamo a volte di legge elettorale come se fosse una cosa slegata con questo, invece tutto è collegato, perché è ovvio che se un parlamentare è stato messo lì da qualcun altro e non dai cittadini di un territorio, perché mai dovrebbe sentirsi impegnato con i cittadini del territorio? Ovviamente è un paradosso quello che sto dicendo, però di fatto poi accade così, perché risponde soltanto a chi l'ha messo lì e non risponde al territorio. Per cui poi deve guadagnarsi la riconferma non di fronte ai cittadini, ma di fronte a chi l'ha messo la prima volta, la seconda volta, la terza, la quarta, a seconda delle situazioni di ciascuno. Ecco, per cui questo sistema, prima si parlava della luce del tunnel. Ecco, a me piace che, anche se è terribile quella immagine per cui la luce non è la luce di fondo al tunnel, ma è il treno che ti viene addosso. Ecco, e questo lo stiamo vivendo, perché la parola che abbiamo detto prima, speranza, ecco, la speranza anche nei sindaci comincia a mancare, almeno in me comincia a mancare questa cosa, perché stiamo sputando sangue da tempo, i cittadini in primo luogo, i comuni in secondo luogo, come in qualche modo frutto anche delle difficoltà dei cittadini, eppure non vediamo segnali concreti di una inversione di tendenza. Per cui a un certo punto dici, oh ma porca miseria, ma questa crisi non finirà mai più, nonostante stiamo facendo fatiche enormi, perché davvero in questo momento, se andassimo a analizzare, i comuni sperperano. I comuni sono stati in questo momento coloro che hanno garantito quel poco di tenuta che c'è, perché i risparmi più grossi a livello dell'amministrazione pubblica sono stati fatti dai comuni, dati alla mano, questo, quindi, insomma, a parte che sono cose conosciute. E tutti ci avevano promesso che i ministeri sarebbero stati riveduti, che ci sarebbero stati i costi standard, per cui avremmo creato equità, per cui una siringa a Padova costa come una siringa a Reggio Calabria. Tutti ci avrebbero promesso il federalismo, per cui questo sistema, la responsabilità. In questo momento abbiamo solo responsabilità, non abbiamo strumenti e mezzi, con tutti i rischi annessi e connessi, e però da parte di chi governa a livelli più alti nessuna responsabilità c'è.
Certo, Elisa Vittorini, lei fa anche parte del direttivo dell'ANCI. Il direttivo dell'ANCI, l'ANCI non può fare qualcosa proprio in favore vostro, in favore dei comuni, in favore della gente, in parole povere, dai, è inutile star qui girarsela. Cioè lei è un sindaco molto apprezzato a Casal Serugo, è una che appena che ha preso i soldi dell'alluvione anni fa l'ha data direttamente ai cittadini, dunque è molto amata che per questo è vicina, immagino come tutti i sindaci, al territorio. Mi domando, facendo parte del direttivo dell'ANCI, non è che l'ANCI possa insorgere? Molti sindaci sono andati a Roma anni fa a protestare, però non sono stati ascoltati molto probabilmente. Non si può fare qualcosa tutti assieme a Roma per aiutare di più i comuni? Ma a dire il vero l'impegno dell'ANCI è stato costante in questi anni e si è portata avanti una battaglia che ha visto un coinvolgimento trasversale di tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, proprio per portare avanti questa necessità che noi abbiamo di riuscire ad amministrare e di chiudere i nostri bilanci. È singolare il fatto che nelle nostre battaglie c'erano ad esempio Zanonato, che era vicepresidente nazionale dell'ANCI, piuttosto che Del Rio, e quindi conoscono bene i problemi dei comuni, quindi ce li ritroviamo a livello statale e continuiamo a fare presente loro, visto che adesso sono ministri, le battaglie che noi a nostra volta avevamo fatto e che quindi vorremmo adesso che loro sono al governo e che possono decidere di adottare quei provvedimenti che ci permettono di venire incontro a noi sindaci, sapendo bene di che cosa stiamo parlando, perché poi l'altro grande problema è che magari a livello statale non si capisce bene cosa succede sul territorio. Invece in questo caso abbiamo degli interlocutori che ben sanno qual è la nostra situazione, ma tant'è che in realtà è dall'Unità d'Italia che c'è questo atteggiamento da parte dello Stato di perseguire il risanamento della finanza statale a scapito di comuni, dell'autonomia dei comuni e della finanza locale. Quindi da sempre lo Stato ha cercato in qualche modo di avere un proprio riequilibrio, andando in qualche modo a condizionare poi gli enti locali. E sono state fatte delle politiche anche dissennate negli anni passati, perché se noi immaginiamo ad esempio negli anni 70 c'è una situazione che è un po' come quella attuale, e cioè il comune in questo momento non è un ente autonomo. Cioè nella Costituzione viene detto che il comune è un ente con autonomia finanziaria, di entrata, di spesa, autonomia impositiva. Non è mica vero? Cioè noi, le nostre entrate, non sappiamo neanche che entrate abbiamo, perché è lo Stato che ha deciso la rata dell'IMU, addirittura decurtandola rispetto a quella che noi avevamo calcolato in base ai nostri parametri. Lo Stato decide il fondo di solidarietà, che è l'altra grande entrata che noi abbiamo. Quindi decide tutto lo Stato, non abbiamo più capacità impositiva, quindi non c'è più autonomia. Ed è la stessa situazione che avevamo negli anni 70, quando è partito il debito pubblico. Il debito pubblico risale a quegli anni dove appunto i trasferimenti dello Stato venivano decisi, a piedi lista venivano calcolate le varie spese che ogni comune aveva e venivano dati soldi, quindi c'erano i comuni che spendevano a dismisura, altri comuni meno, e lo Stato ripianava a piedi lista, ed è partito questo negli anni 70. E dopodiché cosa succede? Che già negli anni 80 si è cercato di ridimensionare la spesa pubblica, che era impazzita, con tutta una serie di vincoli burocratici, come sta succedendo adesso, per cui abbiamo il patto di stabilità, per cui abbiamo norme provvisorie, abbiamo tutta una serie di belzelli per rendere sempre più difficile la spesa, però i servizi sono quelli. C'è una differenza, che l'economia è un po' diversa dal 70 ad oggi. Insomma. Infatti, e cos'è la differenza? Che innanzitutto le funzioni dei comuni sono aumentate a dismisura, perché dobbiamo ricordare che verso la fine degli anni 90 ci sono state le Bassanini, quindi c'è stato il vero e proprio decentramento delle funzioni col federalismo amministrativo, quindi tante funzioni sono state trasferite. Doveva essere riconosciuta l'autonomia, sempre di più in realtà si sta verificando l'effetto opposto, e l'altra conseguenza è che non c'è un'economia che tira, e quindi la difficoltà grande che noi abbiamo adesso è che abbiamo delle spese che non possiamo tagliare, perché un comune non ha né spese di rappresentanza, né macchine blu, né rimborsi elettorali. Ma c'è una strategia dello Stato per, non so, per cominciare a cercare di diminuire i comuni? Ci sarà una strategia, ecco, se usano questo? Allora, come è successo nel passato, di fronte a questo trasferimento di funzioni si è cercato di introdurre delle forme associative, in via naturalmente volontaria, su base volontaria. Tanto è vero che risalgono agli anni 90 le unioni dei comuni, piuttosto che i consorzi, c'erano anche prima gli accordi di programma, le convenzioni, c'è tutta una serie di strumenti per far collaborare i comuni in modo tale da abbattere, ridurre le spese e garantire efficienza. Adesso cosa succede? Siccome la situazione economica è difficile, c'è l'obbligo di questo esercizio associato delle funzioni, intanto per i comuni fino a 5.000 abitanti,
Però non mancherà tanto che verremo coinvolti tutti in questa operazione. Anche quelli maggiori. Vabbè, allora Nicola Ramundo, lei è molto preparato sul patto di stabilità. Ce lo racconti un po', così, anche per la gente che magari non sa, in effetti sente questo patto di stabilità, lo sappiamo tutti, ma la gente a casa non lo sa. Ci spieghi un po' cos'è questo patto di stabilità che obbliga i comuni a lavorare, tra virgolette, a lavorare in manette? Beh, innanzitutto più che patto di stabilità sarebbe la legge finanziaria dello Stato, poi giustamente qualcuno sembrava prima è di stabilità e soprattutto di vessazioni e tassazioni continue, questo si sarebbe dovuto dire, più che altro è un patto di grande austerità. Austerità nei confronti dei cittadini che quotidianamente sono vessati, tartassati, ormai anche le banche sappiamo cosa stanno combinando, e di qualche giorno fa, questi giorni, il 14° suicidio in Veneto di un imprenditore che probabilmente è stretto dalla morsa dei debiti, dovendo trovare sempre chiusa quella parte della banca che dovrebbe invece rispondere, banche che in questo periodo stanno ricevendo fiumi di denaro dalla Banca Europea che ha fissato, come sapete tutti, il costo del denaro a una inezia allo 0,25. Quindi voglio dire, il perché sta succedendo questo è facile spiegarlo per noi economisti, il fatto che le banche stanno giocando in borsa, comprando titoli, cercando di rifinanziare o ristrutturare il debito consolidato e soprattutto evitando di avere tante sofferenze. Infatti stanno mandando giorno sì, giorno no, richieste di rientro immediato, quindi senza alcuna possibilità per il cittadino di potersi in qualche modo vedere un po' tranquillo, e quindi tutto questo sta creando degli scompensi. Quindi più che legge di stabilità parlerei di qualcos'altro. Ecco, l'austerità in Italia secondo me andava bene in alcuni anni, noi non possiamo recepire quelle che sono e continuano ad essere dei diktat europei, perché non esiste che il nostro paese non abbia una sovranità almeno in fatto di tasse e di come dire, erogazione di servizi. Non possiamo aspettare che la Merkel o un commissario europeo venga in Italia a darci con prosopopea lezioni da ragioneria statale, perché qui non è un'Europa di ragionieri o di numeri. Secondo il mio modesto punto di vista deve essere un'Europa dei popoli, delle nazioni, ma soprattutto dei cittadini. I cittadini in questo momento in tutta Europa, a parte qualche caso, sono proprio fuori da questa logica, tant'è che i disastri che stanno avvenendo in Grecia piuttosto che in altre zone dell'Europa stanno a dimostrare che ci sono dei forti estremismi e l'Europa ormai non è più digerita, quindi non possiamo solo aspettarci austerità. Da questo poi deriva, dalla legge finanziaria, tutta una serie di caos normativi. Dal mio punto di vista anche qui ci sono parlamentari che non sanno neanche cosa fanno dalla mattina alla sera, perché aver presentato 3.900 emendamenti, cioè provvedimenti per poter correggere in parte la finanziaria, significa blindare comunque la finanziaria, e sicuramente sarà così, si arriva al 31/12 con una legge finanziaria che il governo chiuderà. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Anche perché poi ho letto in questi giorni con i miei collaboratori alcune nefandezze di emendamenti. C'è chi vorrebbe, cioè negli emendamenti della finanziaria proposte, di creare dei musei all'interno delle autostrade, ecco, spesa intorno ai 3 milioni. C'è chi, altri partiti naturalmente, non dico quali, vogliono addirittura che la mozzarella di bufala possa arrivare in tutte le zone con un certo marchio, e per questo si devono spendere altri soldi. C'è chi vuole rottamare le cartelle esattoriali di Equitalia. Poi vorrei aprire un capitolo su Equitalia, perché stanno succedendo anche nel Veneto cose inenarrabili, nonostante c'è la legge che prevede per esempio l'impignorabilità della casa e prevede con il nuovo decreto attuativo una massima rateizzazione fino a 120 rate, quindi circa 10 anni. Invece Equitalia risponde: ti possiamo dare solo 72, quindi questo sta creando ulteriori malumori. Quindi voglio dire, le persone ormai non ci capiscono niente. Se a questo ci mettiamo i giochetti del trick e track, cioè IMU, ISI, vorrei partire da un presupposto. Stiamo parlando per esempio di una tassa patrimoniale che colpisce le abitazioni, chiamata Trise, ancora non si capisce se si chiamerà TUC, classico nome da anagramma, cioè l'Italia potrebbe fare la settimana enigmistica da questo punto di vista, che ogni giorno vengono sfornati nomi di eccellenza, cioè TUC, che poi tra l'altro è un biscotto di cui non voglio parlare, che è tipico in Inghilterra ma che si vende anche in Italia, quindi non so il ben pensante del parlamentare che ha presentato questa proposta di chiamarla TUC, che sarebbe poi la tassa unica comunale, evidentemente sempre comunale, ma poi alla fine dal mio punto di vista matematicamente parlando
alla fine il denominatore e il numeratore sono uguali, cioè alla fine i soldi sono sempre gli stessi, che poi chiamiamo un'imposta, una tassa in un certo modo, che non si chiama più Trise, non si chiama più Tasi, altro nome stranissimo che sta per i nostri telespettatori, sta per tassa servizi indivisibili. Cosa sono? Manutenzione delle strade che fanno i sindaci, l'illuminazione e altre cose del genere. Ecco, aver chiamato Tasi, Tari, tassa rifiuti, Trise, adesso esce TUC, cioè veramente chi sta fuori dall'Italia, io lo vedo nei convegni internazionali, ci dice che siamo dei pazzi e che non sappiamo neanche cosa vogliamo, perché avere in pochissime ore, in pochissimi minuti addirittura, avere notizie di cambiamenti in corso, di imposte che già in qualche modo sono difficili da digerire, ma sui quali pesano grandemente anche aliquote che vanno in gran parte non ai comuni purtroppo, cosa che piacerebbe ai cittadini, ma allo Stato, perché per esempio come si sta vedendo dai provvedimenti anche la vecchia Tares, ci sono alcuni comuni, per esempio Padova dice li abbiamo aumentata del massimo 2,5%, benissimo, non è vero, perché a questa se noi andiamo a calcolare, perché va calcolata a metro quadro, bisogna vedere quanti utenti sono nella casa, quanti componenti il nucleo familiare, insomma c'è un bel calcolo da fare. Noi siamo per le complicazioni in Italia, non per le semplificazioni, questo è il dilemma. La burocrazia cioè, no, ma proprio siamo dei complicatoni, no? Dobbiamo complicarci la vita fino a quando non ci dobbiamo proprio, no, far male da soli. Allora, voglio dire, quando noi abbiamo queste componenti e udite, dobbiamo pagare allo Stato, cioè trasferire allo Stato, i comuni devono trasferire allo Stato 30 centesimi a metro quadro, è vero? Io l'ho saputo in queste ore, 30 centesimi allo Stato perché devono rimpinguare non lo so quale capitolo di spesa perché era stato previsto. Beh, questo è un ladrocinio, come per esempio a dover pagare un 5% alla provincia con tutto quello che questo può consentire, e anche questa una difficoltà che noi come contribuenti non riusciamo a digerire. Quindi non è tanto il patto di stabilità, non abbiamo aumentato le tasse, io penso che le tasse non soltanto sono aumentate ma stanno triplicando, quadruplicando, ed è bene che su questo ci sia una bella manifestazione di coraggio da parte di coloro che sono onestamente e politicamente corretti, perché non si può andare a contrabbandare in giro abbiamo meno tasse quest'anno, la finanziaria non prevede tasse, perché basta fare 4 calcoli, la signora Maria o il signor Antonio se li fa e vede che quanto gli inciderà quest'anno il bilancio finanziario dello Stato rispetto a quello che costava prima. Non solo, ci sarà l'aggravante appunto dei comuni che dovranno in qualche modo cercare risorse per rimpinguare le loro casse, ma c'è un altro dramma sul dramma, l'economia è ferma, di lavoro non se ne parla, i giovani sono costretti a emigrare, io ho mia figlia che è andata in Inghilterra dopo la laurea perché qua non c'era neanche da pensare, ma come la mia penso tantissimi ragazzi mi dicono che ormai i territori europei sono invasi dai nostri figli ai quali noi come genitori non riusciamo più a dare niente. Perché cosa dobbiamo aspettare? Che qualcuno magari da sopra ci raccolga una segnalazione piuttosto. I ragazzi non accettano più. Però Raimundo, le faccio una domanda, non può essere i comuni, i sindaci un punto di partenza per risistemare l'Italia? Non è una proposta un po' un sogno il mio, però non è che magari partendo da loro, dal territorio, dalle problematiche, portino a Roma i problemi che hanno, riescano a sistemare un attimino tutte queste situazioni burocratiche che mettono in difficoltà, oltre le tasse che citava prima lei, che diano una mano al territorio e alla gente, insomma. Ma secondo me questa è veramente una possibilità estrema ormai, che tutti i sindaci di qualsiasi colore politico facciano forza e andando a Roma a chiedere evidentemente resoconto di quello che sta succedendo. Professor Manocasa, mi scusi, ma cosa contano i sindaci? Mi dia una risposta, perché sembra che hanno un potere però non contano nulla. No, è un potere apparente perché poi senza denaro si fa poco. Il problema è un altro, è che c'è uno scollamento tra lo Stato e i sindaci. Ne abbiamo un esempio perché un sindaco di Padova è andato a Roma ed è stato letteralmente ingoiato, no, e sparito, e sembra che i problemi che lui ha vissuto per 20 anni improvvisamente non li senta più, ma li conosce perfettamente. È il sistema romano, va bene, e non vogliamo dire niente contro Roma, ma è il sistema della politica che è avulso dalla realtà del paese. Non possiamo andare avanti in questa maniera. L'altro aspetto è che il costo
non tanto della politica come singoli diciamo esponenti politici, ma il costo della macchina dello Stato è talmente alta che non consente che aumentare le tasse e soprattutto attingere alle risorse dei comuni per trattenerle e continuare ad andare avanti così. Ho sentito recentemente la storia della vendita delle spiagge, ogni tanto si cerca di vendere qualche cosa per riuscire a fare cassa, ma è una follia, perché non è che io vendo le spiagge e poi alla fine rimetto il contatore a zero e riparto perché faccio economia. Io vendo le spiagge per tappare un buco, nel frattempo ne ho fatto un altro. Seconda cosa, ma questa sembra sbalorditiva, che questi personaggi che stanno a Roma non si sono accorti che le spiagge vengono affittate a pochi soldi, a pochi euro. Basterebbe aumentare, perché questa è una risorsa costante e continua dello Stato, o eventualmente si può delegare i comuni a fare questo incasso. Se le spiagge aumentassero il prezzo dell'affitto, arriverebbero tanti di quei soldi, ma in continuazione, mentre se io vendo il bene, se io vendo la casa e non l'affitto, praticamente rinuncio a un gettito costante e continuo ogni mese e ogni anno. E lo Stato, quando si è liberato di queste cose e ha fatto cassa, ma quanta ne farà? Perché qui è un meccanismo che diventa mostruoso. Chi è che va a stabilire quanto costa un pezzo di spiaggia, con quale criterio e con quali bandi di concorso? Sicuramente nomineranno una commissione ad hoc, stanno nominando commissioni su commissioni, come quelli per la spending review. Sì. C'era un altro personaggio. Già in partenza, come dice appunto, già in partenza costa solo a mettere insieme la commissione, si è già mangiato un pezzo di spiaggia e dopo dovrà decidere come mettere a disposizione queste spiagge. Allora, io direi che proprio non c'è, evidentemente a Roma c'è un'altra area, è un'area che succhia un po' il cervello di questi politici, perché escono fuori, escono dalla realtà, mentre i politici, i sindaci vivono della realtà costante e continua, perché quando escono di casa vedono i propri elettori. Quelli, per la legge, proprio per la legge, che per il Porcellum praticamente, non contano niente per i cittadini, non hanno nessun legame. Il cittadino quando vota non vota. Cioè, che andiamo proprio, il professor Manocasi ha aperto il ragionamento delle spiagge e si è parlato proprio in questi giorni a Roma che c'è la volontà di vendere spiagge, una parte politica dice no, la affittiamo come diceva il professore perché altrimenti diventa una cassa che sparisce rapidamente. Lei vive su un territorio turistico dove le spiagge ci sono e molte, ecco, come vede questa situazione, anche se mi sembra che non so se potrà essere attuata come viene detta in questi giorni? Sì, credo di no, credo che sia un fatto già superato. Io peraltro volevo tornare anche su quanto detto dai miei colleghi che hanno tracciato un quadro che è assolutamente corretto e ai noi un quadro che fa male. Mi scusi che sono qui questa sera, non c'è opposizione, non è una trasmissione politica destra e sinistra, perché ecco la cosa molto bella quando io mi confronto con i miei colleghi sindaci è che quasi mai io conosco il colore politico del quale sono espressione. Quindi lo dico per esempio rispetto a un'esperienza che sto facendo come sindaci della costa veneta, io non conosco ancora, nonostante ci si trovi tutti e 10 circa da più di un anno, non conosco ancora il colore politico del quale sono espressione. Questo per dire che... Anche se sono eletti però con il colore politico. Ma assolutamente sì, però c'è un'impostazione poi che nasce una volta eletti, che è quella che fa sì che si abbandonino i colori e ci si debba preoccupare dei problemi che poi sono gli stessi e li condividiamo tutti, così come questa sera io francamente non so di quale orientamento politico siano i colleghi di noi. Ecco, quindi a volte non lo sappiamo nemmeno noi. E questo è qualcosa di importante anche che suggerisce poi magari un percorso che può essere, partendo dai problemi, interessante, legato al movimento dei sindaci, che pure in passato si è sollecitato da parte della popolazione, della gente, e che poi purtroppo si è scontrato anche con realtà che sembrano insuperabili, quelle di un livello romano, che anche e soprattutto io direi a causa di una legge elettorale nefasta fa sì che ci sia un collegamento che manca del tutto tra il livello romano e il territorio.
Io così scherzando, ma nemmeno tanto, facendo una battuta triste, dico che l'idea che Roma ha e che la politica romana ha del territorio italiano è circoscritto come confini al raccordo anulare di Roma, ed è un po' così, perché poi ti rendi conto quando, nelle rare volte in cui hai la possibilità e la fortuna di incontrare un parlamentare, ti rendi conto quanto non ci sia consapevolezza della realtà che c'è sul territorio, delle peculiarità anche dei singoli territori, gli stessi che hanno espresso, magari non il loro nome, ma il voto, nominati da altri, e quindi c'è questo collegamento che manca nel modo più assoluto, e credo sia qualcosa che va assolutamente cambiato. Io vorrei sentirli molto più presenti sul territorio, venire anche a recuperare i voti nel confronto, così come facciamo noi con i nostri concittadini, e non dimenticando invece le loro esigenze nel modo più assoluto, quindi qualcosa che va assolutamente cambiato. Io credo che si debba ritornare anche ad una politica, e lo vediamo anche con gli emendamenti più assurdi, che dimentichi il consenso come fine primo e ultimo dell'azione politica stessa. Il consenso è il sale della democrazia, ne è divenuto il cancro. Si decide, si fanno le scelte sulla base di quello che può rappresentare quella scelta in termini di ritorno di consenso. È qualcosa che non va più bene, è indispensabile invece ritornare alle scelte fondate sull'unico criterio che le deve dominare, cioè è giusto, è sbagliato farle. Le ultime scelte anche per esempio sull'IMU, su cose evidentemente difficilissimi da fare purtroppo, e noi comuni ci siamo trovati in grosse difficoltà per quanto deciso già nel 2008 con una scelta che ritengo improvvida, ma non voglio entrare in questioni più strettamente politiche di livello nazionale, che poi ci ha messo letteralmente in ginocchio, e con le ultime scelte anche dettate dal dovere rispettare necessariamente qualcosa che non poteva essere rispettato rispetto ad impegni politici presi, perché le condizioni non lo consentivano. Ecco, tutto questo deve essere superato. Le difficoltà sono tante, sono anche a livello romano, bisogna fare però delle scelte che siano coerenti con lo stato delle cose, e soprattutto tenendo conto anche delle particolarità dei singoli territori. Cito solo un dato: ecco, il mio comune, per fare un esempio particolare, e non per meriti miei perché sia chiaro, l'ho trovato così, è un comune che contabilmente è stato gestito sempre in modo molto corretto, è uno dei comuni più virtuosi d'Italia perché ha un indebitamento pro capite di soli 60 euro, piuttosto che per altre realtà, penso molto più importanti, Torino 4.000 euro, ma i comuni di media entità hanno circa 1.000 euro pro capite di indebitamento. Il mio ne ha 60, è un comune che riesce a pagare i fornitori nei termini contrattualmente pattuiti e ha in cassa 50 milioni di euro che non può spendere per il patto di stabilità. Subito dopo la pubblicità ne parleremo proprio di questo patto di stabilità che non vi permette di spendere o di investire i soldi nei vostri comuni. Per conoscenza pubblica abbiamo 4 sindaci questa sera, 2 del PDL e 2 del PD, così rendiamo noto anche ai nostri telespettatori. UDC. UDC, io ho il sindaco Giuseppe Casson che mi dice del PD, mi dicono qui hanno sbagliato, hanno sbagliato. Bene, allora UDC, così abbiamo però ancora... il mio alleato principale, anzi l'unico alleato dell'UDC è il Partito Democratico, quindi insomma è corretta come famiglia, ecco, come famiglia è corretta. Sì. Noi abbiamo messo la famiglia, ovviamente, non abbiamo messo il partito. Vabbè, noi andiamo a pubblicità, voi rimanete con noi, mandate messaggi e se volete intervenite telefonicamente, ma rimanete assolutamente con noi, a tra poco. Voglio sapere chi è